Forte presa di posizione del Circolo Rabatti di Legambiente Agrigento che, coordinandosi con le altre e con il Comitato Mare Nostrum, ha presentato un'istanza formale all'autorità di sistema portuale del mare della Sicilia occidentale richiedendo il diniego della concessione demaniale marittima per l'impianto di dissalazione attualmente in funzione a Porto Empedocle. La richiesta si basa su una serie di gravi criticità che vanno dalla non conformità urbanistica e paesaggistica a un significativo impatto ambientale. L'impianto per Legambiente e le aree associazioni agrigentine è stato realizzato in un'area che risulta difforme rispetto ai piani regolatori vigenti e interferisce con la dismissione della vicina centrale Enel. La sua permanenza strutturale ne compromette la possibilità di intervenire in modo coerente con le esigenze della tutela ambientale e paesaggistica e lo sviluppo turistico del territorio. Al centro vi sono preoccupazioni ambientali, vi è l'impatto del prelievo e scarico delle acque. Legambiente segnala pertanto che l'acqua prelevata in ambito portuale può essere contaminata da metalli pesanti, idrocarburi e altri agenti, mentre lo scarico della salamoia ad alta salinità, che conterrebbe le stesse sostanze inquinanti, rappresenta un grave rischio per l'ecosistema marino. Questi effetti, continua Legambiente nella sua nota, prevedibili includono l'alterazione della biodiversità, il danneggiamento della pesca locale, la distruzione dei siti di ovodeposizione delle tartarughe marine caretta, la mancanza di studi sulle correnti marine, inoltre impedisce di prevedere la dispersione della salamoia. L'associazione Legambiente evidenzia i danni diretti alla Posidonia oceanica, un habitat marino protetto a livello europeo. Sia il prelievo di acqua che lo scarico di salamoia minacciano questa pianta marina fondamentale per la stabilità dei fondali e la produzione di ossigeno. Un altro punto sollevato da Legambiente è la mancanza di trasparenza da parte del comune empedoclino. Il fatto che l'impianto sia stato realizzato prima di un'istruttoria e senza tener conto delle richieste del comune crea un grave e inaccettabile condizionamento del Consiglio comunale. In conclusione, afferma Legambiente Agrigento, chiede l'immediato rilascio dell'area da parte della società occupante, in alternativa richiede l'inserimento del progetto in una valutazione ambientale integrata, la realizzazione di studi specifici, l'adozione di misure di mitigazione per la fauna marina e l'inquinamento acustico e visivo con il coinvolgimento della comunità locale e delle associazioni ambientaliste in un processo di consultazione pubblica.